Sardegna, un'isola da vivere, da raccontare, ma soprattutto da amare. In questa puntata cammineremo tra i sentieri della memoria, accompagnati dai centenari di Sardegna. Attraverseremo vite ricche di storia da raccontare, parleremo di incontri che hanno lasciato il segno e soprattutto di affetti da conservare. I loro occhi hanno visto gli eventi che la cronaca ha consegnato alla storia e i passaggi epocali di un secolo. Come sta? Non tanto bene, perché l'età me lo impone. La festa è lì, guarda, la festa del 100 anni. Quando sono uscito di chiesa ho visto la piazza piena, tutti gli esterzinesi c'erano. Mi ero meravigliato, ha detto, buon provi faccia e molti auguri anche a voi a 100 e più di 100. A Estirzili, nella Barbagia di Seulo, zia Zelinda Pagliero è pronta per festeggiare il prossimo 24 ottobre 105 anni. Ha cresciuto con fatica ma con determinazione i suoi 6 figli e ha aperto il primo mulino nel paese. Una donna emancipata che alla famiglia e al lavoro ha dedicato tutta la sua vita. Grazie per averci accolto a casa sua. Io sono contentissima perché ero abituata con molta gente, in più gestivo il tabacchino. Nel primo periodo ho gestito un mulino per 12 anni. E stavo lavorando e guadagnando abbastanza bene, era contentissimo mio marito e io. Hanno messo un mulino moderno che dava la farina pronta e non mi è rimasto a me neanche un cliente. Sono andata a casa di una mia comare. Questa mia comare, la sorella era malata di caranghena. Non c'era speranza di curare e questa malata gestiva questo tabacco. Io, veramente furba, dico, e gli ho detto, lei non si aggiusta da sola, la mia comare. Se vuole aiuto io sono pronta a venire a aiutarla. Questa mi ha detto, non ho una persona di più fiducia di lei, venga quando vuole, tanto la licenza da noi se ne va via e sarà la tua. E io con questa parola sono rimasta per un anno gratuitamente senza nessun impegno. Dopo l'anno avevamo provato i documenti e tutto quanto, preparato un piccolo locale qui vicino a casa mia e abbiamo trasferito il tabacchino. Siamo andati a Cagliari e abbiamo riempito di tutte le cosettine, giocattoli per i bambini e tutto. Giornali e giornaletti, i libri di scuola e tutto quanto quello che mi piaceva di più. E io stavo molto meglio di fare la mugnaia, di essere nel mulino, stavo meglio. Entro un anno tutto questo giro di rotte l'avevamo fatto. Solo fino a poco tempo prima di morire, zio Delfino svolgeva quotidianamente la professione del pastore, il lavoro ereditato dal padre. Era normale infatti vederlo passeggiare per le vie del paese con le sue pecorelle, che accudiva con passione e con costanza. Ogni mattina si dedicava alla mungitura e alla cura del suo orticello e ogni tanto preparava anche un ottimo formaggio. Ma sono pochi o tanti? Sono troppi. Beh, non ci speravo mai a un tanto, perché ho lavorato troppo. Lavorato per l'abolizione della felura, tutto il sarto di Nurri, tutto il sarto di Sadali. C'era la ditta che mi teneva come caposquadra. Lei che cosa vuole dire ai giovani? E ai giovani a lavorare, perché non è vergogna a lavorare. Se non lavora non mangia.
e bisogna lavorare come ho lavorato io. Ho fatto il pastore, ho fatto il contadino, cioè una bella vigna mi avevo fatto, con le ulive ora ci sono, che perché la vigna si è invecchiata come mi sono invecchiato io. Cosa spero ora? Spero perlomeno di lasciarmi ancora un po' di senso. Il padrone, perché c'è il padrone, senza dubbio. Qualcuno comanda. In Sardegna si vive più a lungo rispetto ad altre parti del pianeta. Lo attesta una ricerca condotta nel tempo e su scala mondiale. Non può essere soltanto una coincidenza. Di fatto è una mescolanza di fattori che rende migliore la qualità della vita qui in Sardegna e che soprattutto la protegge. Ma qual è il segreto della longevità? Il segreto di questa longevità, a mio parere, sta nello stile di vita di queste persone, che comprende sia l'alimentazione, cioè quello che i centenari mangiano, anzi per meglio dire quello che i centenari hanno mangiato in passato, perché quello che conta è tutto lo stile alimentare adottato nel corso di una lunga vita. E poi l'attività fisica, non dobbiamo dimenticare che molti di questi centenari, soprattutto in Ogliastra, in Barbagia, in passato erano pastori, quindi come tali abituati alla transumanza, abituati anche a percorrere molti chilometri al giorno, addirittura fino a 20 chilometri al giorno, e quindi questo ha determinato un miglioramento della fitness cardiaca, respiratoria e muscolare in generale. E poi anche, devo dire, il contesto sociale, cioè molti centenari non sarebbero arrivati a quest'età se non fossero stati accolti e, come dire, curati dalle rispettive famiglie. Infatti, secondo me, il numero di centenari in un paese, più che essere un indice della qualità della vita del centenario, è più che altro un indice del modo in cui i centenari vengono trattati, cioè se vengono accolti, se vengono rispettati e quindi se riescono a trovare uno scopo nella loro esistenza anche in questa fase finale della vita, per cui riescono ad avere un successo così evidente. Pierino Vargiu è un personaggio noto in Sardegna per la sua simpatia, ma soprattutto per la passione che lo porta a visitare i paesi dell'isola con la sua macchina fotografica, che documenta persone e paesaggi e soprattutto i centenari che con lui si intrattengono a raccontare un po' delle loro storie. Da 5 anni, con mia moglie Angela, abbiamo iniziato questo percorso di visitare i paesi di Sardegna per fotografare i centenari. Li abbiamo fotografati ovunque ci hanno chiamato, senza distinzione. Li abbiamo fotografati a Sassari, li abbiamo fotografati a Teulada, li abbiamo fotografati nell'Iglesiente, li abbiamo fotografati in Barbagia. Incontrare queste persone che ci raccontavano tutto quello che hanno passato, 2 guerre, sofferenze, la fame, è un'esperienza bellissima che ci ha arricchito tantissimo. Stiamo per arrivare a 350 centenari fotografati. Ad Esulo, nel mese di novembre del 1919, nasceva Basilio Carta. Lo scorso anno il paese ha onorato i suoi 100 anni con una grande festa che ha coinvolto davvero l'intera comunità. Anche la sua storia è un vortice di ricordi. Aveva iniziato a lavorare sin da piccolo come pastore, per poi intraprendere la professione di commerciante di bestiame, che gli ha permesso di girare e conoscere gran parte del territorio della Sardegna, che ricorda ancora oggi alla perfezione. Basilio, sindaco per un giorno? Sì, per un giorno, sì, ma è poco. Perché? Cosa volevate voi? E mi volevo per sempre. Io sindaco, ufficio sindaco, io sindaco. Lei sindaco e Gigi vice sindaco. Penso che Gigi sia anche d'accordo, perché ha festeggiato 100 anni proprio in occasione della Montagna Produce. La Montagna Produce è una grande festa. La Montagna Produce prima la faceva a Riccio per la castagna, no? E poi la castagna non è in Ariccio, perché a Riccio castagne ce n'è poco, ma adesso castagne ce n'è molto.
E lei è stato in Sardegna, ha visitato davvero tantissimi paesi. E tutta la Sardegna. Il paese lontano, Arsachena, Sant'Antonio, quella zona. E li conosce bene? Sì, sì. Tutta la Gallura l'ho girata, tutta la Baronia, tutta lo Iastra, Baoneo, Ursolè, tutti gli auguri a tutti questi che mi hanno fatto l'augurio a me per il compleanno. Auguri anche a tutti, a 100 anni a tutti. Attraversare l'esperienza di un passato attraverso chi l'ha vissuta significa viaggiare tra i sentieri di una memoria ricca di valori e di profondità. Significa guardare il mondo con inedite prospettive. Significa accarezzare il tempo con nuove e sempre più intense emozioni. La nostra puntata si conclude così. Io vi ringrazio per averci seguito. Ovviamente vi aspetto sabato prossimo con un nuovo viaggio che intraprenderemo insieme, sempre con Sardegna da mare. E ricordatevi che chi ama la Sardegna viaggia con Sardegna Live.